oggi è una giornata importante, la sua presenza qua ad Agrigento al Genio Civile, anche per dire che avete fatto dei lavori in tempo record, in una decina di giorni, tutto il percorso che vedrà impegnato il giro ciclistico, il Giro di Sicilia delle biciclette, insomma Agrigento, Porto Empedocle, è stato veramente un tour de force, ma alla fine insomma il Genio Civile di Agrigento, grazie anche alla guida del dottore Lamendola, ce l'ha fatta. Sì, certamente, ma io non avevo dubbi e gli impegni che prendo sono tarati proprio sulla grandissima capacità dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e degli Uffici del Genio Civile dell'Isola. Devo dire che tutta questa attività si inquadra in un'attività ancora più grande che la Regione Siciliana e l'assessorato alle infrastrutture sta conducendo in questi anni. Ci stiamo impegnando in un'opera grandissima di recupero, di rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria. Sia la rete viaria comunale che quella dei liberi consorzi e delle città metropolitane. Tutto quello che abbiamo fatto in occasione del Giro d'Italia è un lavoro che si inquadra nell'attività più ampia, non è un lavoro estemporaneo che viene fatto esclusivamente per consentire il giro in sicurezza. Stiamo riprendendo tutte le strade della Sicilia ed è questo il bello di questa operazione. Noi speriamo che in parte è stato svolto, ma in parte speriamo di svolgerlo nei prossimi anni con grande beneficio per la Sicilia. Sono state fatte anche altre opere straordinarie, come ad esempio la pulizia delle sponde dei fiumi, le caditoie al lato delle strade, penso anche alla manutenzione dei ponti, insomma tante cose che da diversi anni erano in forte precarietà e che erano anche particolarmente pericolose per i cittadini. Sì. Si pensi che in questi anni gli uffici hanno condotto monitoraggi in tutto il territorio, Agrigento è stato tra i primi a finire questa attività per la messa in sicurezza delle strutture viarie, dei ponti e dei viadotti. Abbiamo monitorato circa 1000 viadotti, anzi per l'esattezza 1014 viadotti in tutta la Sicilia. Stiamo mettendo grandissima cura nel territorio, abbiamo ripulito la rete idrografica della regione siciliana, noi ci aspettiamo che, se Dio vuole, in quest'autunno con le piogge non ci siano vittime, perché proprio per il grandissimo lavoro, il grandissimo sforzo che hanno fatto gli uffici del Genio Civile e i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile. È un'attività che ci sta dando grande soddisfazione, grande gioia, soprattutto perché è un'attività posta ed regalata alla comunità siciliana, che è in definitiva poi il nostro utilizzatore finale. Sì, era una vera e propria scommessa in quanto i tempi erano davvero esigui, ma io ero fiducioso che anche questa volta avremmo dimostrato l'efficienza dell'ufficio, questo grazie alla professionalità, alla buona volontà dei funzionari incaricati che hanno lavorato giorno e notte, incessantemente, anche nei giorni festivi e anche in servizio notturno durante la messa in opera della segnaletica statale orizzontale. Devo dire che in pochissimi giorni siamo riusciti a redigere il progetto, acquisire tutti i pareri in conferenza dei servizi, ad approvare lo stesso progetto e ad eseguire i lavori. Oggi diciamo che abbiamo quasi del tutto completato, di fatto i lavori hanno interessato le strade non soltanto del comune di Agrigento ma anche del comune di Porto Empedocle, che saranno attraversate dalla seconda tappa del Giro d'Italia che ospiteremo la prossima domenica 4 ottobre. Siamo lieti della presenza del direttore generale, che è sempre molto vicino a questo ufficio, e io devo dire che è doveroso per me
ricordare che questi lavori li abbiamo fatti velocemente, sì, per diciamo, l'abnegazione dei funzionari del Genio Civile, ma li abbiamo fatti anche velocemente per quello che c'è stato fatto a monte, grazie all'accordo quadro che è stato stipulato proprio dal dirigente generale Lizio a Palermo, che con procedura aperta è stata individuata l'operatore economico, quindi l'impresa che esegue i lavori su provincia di Agrigento, quindi abbiamo avuto questo vantaggio di tempo. E poi devo anche sottolineare che il tutto parte dal finanziamento, dal reperimento delle risorse, grazie all'impegno del Presidente Musumeci e della Giunta regionale, che su proposta dell'assessore al ramo, onorevole Falcone, ha stanziato le risorse con le delibere 376 e 378 degli scorsi giorni del 3 e 10 di settembre. Quindi diciamo, ecco, una squadra che lavora in sinergia da Palermo ad Agrigento, quindi dalla parte politica sino alla parte tecnica, fino all'ultimo tecnico del Genio Civile è coinvolto alla grande. E la presenza oggi del direttore sta a testimoniare anche questo.